Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Presidente Marta De Manincor, allora, festa dello sci veneziano, che cosa si può dire di quest'anno, di come si è conclusa? Allora devo dire che quest'anno, nonostante le difficoltà, perché neve poi a un certo punto ce n'era poca, è stato un anno molto positivo. Abbiamo avuto ragazzini che si sono classificati alle regionali e alle nazionali e quindi hanno partecipato piazzandosi bene. Come dicevo nella presentazione, parlare di sport sci agonistico a Venezia non è mai facile, soprattutto perché ovviamente richiede molto impegno e sacrificio, quindi i ragazzi che oggi partecipano sono veramente ragazzi preziosi e sono veramente ragazzi che hanno coraggio. Quello che voglio è far sì che lo sci veneziano sia conosciuto ancora di più a Venezia, non solo come andiamo a sciare, ma come sport agonistico, e quindi creare dalla base la possibilità che qualcuno possa andare avanti, magari anche alle Olimpiadi. Ecco, e per fare tutto questo, da che cosa bisogna cominciare secondo lei? Bisogna cominciare a far sì che, come ho già detto, le società, che sono parecchie e che hanno tanti iscritti, però abbiano maggiore visibilità. Perché molti pensano che iscriversi a una società veneziana non abbia lo stesso valore aggiunto di essere iscritto a una società di montagna, cosa che non è assolutamente vera, soprattutto se si parte dall'inizio, perché poi se le qualità emergono ovviamente si deve andare avanti, ma è da qui, è dalla base che si insegna l'amore per la montagna, il sacrificio. E devo dire che tutti i ragazzi che, nonostante partino dalla pianura, sono anche ragazzi che a scuola vanno molto bene, quindi bisogna dare maggiore visibilità e voce a questi ragazzi e a questi presidenti di società. Quindi si può tranquillamente dire che attività agonistica e studio non siano in antitesi, anzi? No, assolutamente non sono in antitesi. Chi scia e quindi sa che deve partire alle 5 e che sta fuori tutta la mattina magari in condizioni non sempre ottime, si organizza nello studio e quindi riesce. Quindi insomma regole e sport, insegnamento anche di vita. Sì, insegnamento di vita, conoscenza di se stessi, rispetto degli altri, rispetto delle regole e anche conoscenza dei propri limiti, e ci si cerca di superarli, e soprattutto sembra di no perché è uno sport individuale, ma gruppo, perché quando si parte presto si fa gruppo.